Le sorgenti principali sono a Savassa Alta. Ci si arriva per un sentiero che si infila dentro una fitta vegetazione. Il Meschio, che qui prende vita, è una pozza verde turchese che nasconde piccole cavità. Il Meschio più sotto prende vigore e in località detta La Sega si apre un mondo. Lungo tutta Valla Pisina, raccontano antichi testi, si trovavano ben 14 mulini ad acqua per la macina del grano, per azionare magli, per lavorare il legno. Questa è l'ultima segheria ad acqua. Le foto sono del 1951. La segheria, mossa ad acqua, ha iniziato l'attività nel 1936 ed è ricavata in un vecchio stabile del 1899. Sui banchi da lavoro, ma anche appesi alle pareti, i vecchi attrezzi. Il falzin, raschietto utilizzato per lavorare di fino il legno. Il martello da senar, il martello usato per marchiare il legname. Il pianon, grande pialla da falegname. Il raffetta da incaso, graffietto utilizzato per l'inserimento di cerniere nel legno. Lo zanca, cioè il trapano.